Eder. Mech. Pallister. Nella notte tra lunedì e martedì, attorno alle 3:00, una donna ha accoltellato il compagno a Trieste, nella casa in cui i due vivevano in via Cumano, nei pressi dell'ippodromo a 5 minuti dalla abitazione di Claudio Sterpin. La colluttazione è stata reciproca e i carabinieri di via Ermet sono stati costretti ad intervenire. L'uomo ha riportato gravi ferite al torace e i sanitari del 118 lo hanno trasportato in ospedale. Anche la donna è stata medicata sul posto per le lievi ferite riportate. I due membri della coppia sarebbero abbastanza giovani, lui italiano e lei di origine straniera. Quando è stato ammesso al pronto soccorso della struttura sanitaria, le condizioni dell'uomo erano serie, ma non sembra in pericolo di vita. I carabinieri di Trieste indagano sull'accoltellamento da ormai quasi 24 ore, ma finora hanno mantenuto il massimo riservo, rivelando pochissimi dettagli. Sorprendentemente, nessuno dei due è stato posto in stato di fermo né verso di loro è stato emesso alcun provvedimento cautelare. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.